Buongiorno e benvenuti a tutti. In questa puntata speciale di NOIS, il TG dei migranti, siamo stati a Nuoro, dove si è tenuta la terza edizione di NOIS, la Sardegna che accoglie, la giornata organizzata dalla Presidenza della Regione Sardegna e da Sardegna Teatro, al Teatro Eliseo. Abbiamo curiosato tra le tavole rotonde, intervistando istituzioni e operatori del settore immigrazione. La prima intervista di oggi vede protagonista Filippo Spanu, assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione Sardegna. Un po' diverso dagli incontri che abbiamo fatto le altre volte, più raccolto e soprattutto molto più concreto. C'erano tutti gli operatori, hanno parlato anche alcuni dei ragazzi dei centri, sono scaturite proprio tutte le questioni vere, è stato un botta e risposta. Sì, direi più che un incontro aperto seminario, è stato un incontro veramente operativo. L'altro elemento è la cosa che hanno apprezzato molto i partecipanti, è stato poter parlare a tu per tu, soprattutto col prefetto, un po' anche con me, con l'istituzione regione, ma soprattutto col prefetto. E questo serve. Qualcuno alla fine ha chiesto: ma dove la possiamo trovare? La risposta in prefettura. Sembra quasi, no? Ho notato una cosa, che tutta questa vicenda sta proprio cambiando la geografia dei rapporti istituzionali. Prima erano più formali tra le varie istituzioni, adesso sono molto più pratici, operativi, anche tra i massimi vertici delle istituzioni, tra i componenti della giunta, i prefetti, i sindaci. È una buona esperienza, io credo che ci insegnerà molto per il futuro anche su come lavorare tra istituzioni. È uscito fuori che è irrinunciabile il fatto di fare dell'accoglienza diffusa. Non si riesce a creare occasioni lavorative, occasioni di formazione, occasioni scolastiche se non si fa accoglienza diffusa. Questo è un primo elemento. E poi con l'accoglienza diffusa riesci anche a fare un lavoro migliore sulle professionalità. Se ne è parlato, no? Le professionalità italiane, i nostri giovani professionisti che lavorano, c'è tanto lavoro da fare, tante competenze da approfondire e anche veramente occasioni di lavoro. Alcuni hanno ricordato che se ne stavano andando alla Sardegna, sono rimasti trovando un lavoro coerente con la laurea che avevano fatto, magari sarebbero andati a fare i camerieri fuori. Diciamo che per i bambini delle primarie è quasi automatico, no? Loro riconoscono normalmente il bambino che gli sta a fianco, anche se di un'etnia diversa. Nelle scuole superiori c'è il lavoro più profondo da fare, però nel momento in cui li colpisci col messaggio e usi il linguaggio giusto, abbiamo visto che si fa un sacco di strade insieme con gli adolescenti. Veramente sono più profondi, riescono a essere interessati. Siccome questi sono gli adulti di domani, neanche di dopodomani, di domani, questo è un lavoro che va continuato. Noi tutti i sabati saremo in giro per le scuole a parlare di queste cose. Scopriamo cosa significa essere un tutore volontario insieme a Erika Orru. Sono Erika Orru. Sono una delle referenti regionali per EASO, che è un'agenzia dell'Unione Europea che si occupa in materia di asilo, e in questo momento siamo qua a supporto delle attività dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per sensibilizzare la popolazione riguardo alla figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati. Chiunque può presentare domande di candidatura per diventare tutore volontario, l'unico discrimine è avere 25 anni di età compiuti. È una figura completamente gratuita, il tutore volontario non avrà responsabilità né penale né economica. Si tratta solamente di instaurare un rapporto relazionale con tanti minori stranieri non accompagnati presenti in Sardegna. Alle ultime statistiche, proprio dato aggiornato del 30 settembre, in Sardegna ci sono 830 minori stranieri non accompagnati, per cui avremo bisogno della partecipazione della popolazione attiva, di chiunque possa avere una sensibilità particolare e si voglia candidare come tutore volontario, appunto per instaurare un rapporto con i ragazzi. Ribadisco che non è necessario, non si tratta di un affido, non è nemmeno un'adozione, per cui
Si tratta solamente di costituire per un breve periodo di tempo, perché la maggior parte dei ragazzi hanno 16 o 17 anni, quindi una figura tendenzialmente temporanea. Per questo tempo, per 1 o 2 anni, tendenzialmente si tratterà di diventare la guida o la spalla d'appoggio per un minore che è qua solo nei centri di accoglienza, che non ha un punto di riferimento fisso. Per qualsiasi informazione vi invito a visitare il sito www.grantinfanzia.org. Alla sezione documenti si potrà trovare sia il bando di partecipazione sia il modulo di candidatura. È necessario compilarlo in 3 sue parti, allegare il curriculum vitae e il documento d'identità e poi si verrà selezionati, se idonei, e si parteciperà a un corso di formazione. Come referente per il Nord Sardegna anticipo che i corsi di formazione si svolgeranno in un fine settimana lungo di 27 ore totali. La data ancora non è precisata, quindi aspettiamo maggiori informazioni e speriamo che in tanti si candideranno per poter appunto svolgere questa interessante esperienza. Dove vanno i migranti quando devono lasciare i centri di accoglienza? Ce lo spiega Barbara Sanna di Casa Nuoro. Mi chiamo Barbara Sanna, sono una mediatrice culturale e lavoro a Nuoro presso una piccola casa di accoglienza che si chiama Casa Moro perché una famiglia di Nuoro ce l'ha data in comodato d'uso gratuito per ospitare dei ragazzi che vanno via dai centri di accoglienza, per vari motivi non vi possono rientrare e quindi abbiamo fondato un'associazione che si chiama Nuoro Migrantes che tenta appunto di dare un riparo a questi ragazzi finché non trovano un modo per magari spostarsi di nuovo. Quindi io soprattutto gli do una mano con i documenti, con i permessi di soggiorno, ma faccio tutto un lavoro che è quello un po' di spiegargli dove sono, quali sono i nostri usi e costumi e poi tentiamo anche un inserimento lavorativo. In questa casa sono passati, tra l'altro, da 1 anno e mezzo che abbiamo aperto, una 50 di ragazzi che l'hanno usato più o meno come trampolino di lancio per poi spostarsi. Quindi diciamo questo è il lavoro che facciamo di più. Mi capita anche di avere a che fare con ragazzi che stanno nei centri e che vengono a Nuoro, sono un po' spaesati, quindi tento sempre di dargli una mano perché spesso nei centri per una questione di numeri non vengono, magari non si riesce a seguirli bene o a spiegargli determinate cose. Sono qui perché credo che un evento come questo, che riunisce tutti gli operatori ma anche le istituzioni, sia importante per conoscersi e perché noi che siamo più vicini a questi ragazzi possiamo magari dare una mano a chi vuole, a chi invece è un po' più in alto e quindi deve poi organizzare un po' meglio l'accoglienza. Possiamo insomma in qualche modo dare uno spunto di riflessione e quindi aiutarli a capire un po' meglio qual è la vera realtà che questi ragazzi vivono ogni giorno. Lisetta Bidoni, presidente del comitato Unicef Nuoro, ci parla dell'integrazione dei bambini stranieri nelle scuole del territorio. Sono Lisetta Bidoni, la presidente provinciale del comitato Unicef di Nuoro e partecipiamo all'evento organizzato da Teatro Sardegna per delle ragioni abbastanza importanti. Una sicuramente legata a quella che è la missione dell'Unicef di sensibilizzazione e di informazione, raccolti fondi per il benessere dei bambini che stanno in condizioni in difficoltà. E per quanto riguarda invece la provincia di Nuoro, perché ci siamo assunti il compito e la responsabilità di avviare azioni di informazione e sensibilizzazione del territorio sia sulle problematiche legate al disagio dei bambini minori non accompagnati e degli adulti stranieri che stanno arrivando nel territorio. Oggi abbiamo l'occasione di confrontarci fra tutti gli attori del territorio, istituzioni, associazioni, CAS, e dunque abbiamo anche l'opportunità di vedere quali sono le vere problematiche oggi nel territorio di Nuoro e quali sono gli strumenti per meglio affrontarle per una, non dico soluzione, ma per affrontare il problema con maggiore consapevolezza. Come presidente dell'Unicef ritengo che il luogo più importante e più adatto sia la scuola. La scuola che ci permette già di parlare di una società multiculturale, multietnica, multilinguistica con i bambini in tenerissima età.
A Nuoro abbiamo diversi bambini inseriti già dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado e a oggi non abbiamo registrato nessun tipo di esclusione o di discriminazione. E io credo che le scuole di Nuoro possano anche vedersi come dei modelli da osservare e da studiare. I bambini, io oso dire che sono perfettamente inclusi nelle nostre strutture scolastiche. E c'è un grande sostegno da parte dei dirigenti scolastici e da parte dei docenti. Con i docenti stiamo avviando anche dei momenti di formazione e di incontro in modo da dare anche gli strumenti culturali, gli strumenti conoscitivi per meglio affrontare le problematiche legate all'inclusione dei bambini stranieri nel territorio. In chiusura vogliamo salutare Nadine, la nostra compagna di viaggio nel TG Noise, che dopo la TIF si trasferisce per affrontare una nuova carriera. In bocca al lupo Nadine! Con questa notizia si chiude lo speciale di Noise TG dei migranti. Seguiteci su Facebook e speriamo di vederci presto. Arrivederci.